Il monte fa parte della catena Jof-Fuart, Montasio. Non è una delle maggiori cime delle Alpi Giulie, ma deve la sua fama principalmente al convento sorto nel XVI secolo in cima al monte, con le costruzioni attorno al santuario realizzate in tipico stile carinziano, in linea con quelle diffuse nella sottostante Val Canale. Considerato il balcone delle Alpi Giulie, dalla sua sommità si gode un ampio panorama sulla conca del Tarvisiano e sulle alture circostanti. La prima cappella del santuario, della quale non rimane più traccia, venne costruita nel 1360 nel luogo dove, secondo la tradizione, venne ritrovata una statuetta della Madonna col Bambino. L'attuale chiesa risale invece al 1500-1600. Nel corso dei secoli ha subito alcuni danneggiamenti. Nel 1807 venne colpita da un fulmine e nel 1915 venne bombardata, ma venne sempre ricostruita. Nell'anno 2000, in occasione del Giubileo, la chiesa è stata completamente ristrutturata e rinnovata. La chiesa è chiamata anche dei Tre Popoli, in quanto è luogo di pellegrinaggio per le genti di tutte e tre le stirpi linguistiche confinanti, quella austriaca, italiana e slava. Il cammino celeste unisce spiritualità e natura, storia, cultura e religione. Nella sua interezza, 365 km, comprende 3 percorsi che collegano diversi luoghi di culto in Italia, Slovenia e Austria, fino ad un unico punto di arrivo, Monte Lussari, antica meta di pellegrinaggio mariano. Dei 3, il tratto italiano è il più lungo, 210 km, e si percorre orientativamente in 10 giorni, soprattutto su strade sterrate, viottoli di campagna e sentieri di montagna, partendo da Aquilea. Il cammino permette all'escursionista di ammirare l'incantevole paesaggio del Friuli Venezia Giulia, in tutte le sue trasformazioni, dal mare fino ai monti.